Ecco quindi proprio il Presidente Zaia che scopre il nostro logo, che sarà nei nostri manifesti, nelle pagine Facebook e nei nostri... Un immenso sì sotto il Leone di San Marco, le parole autonomia subito e la data a caratteri cubitali del 22 ottobre, quando i veneti saranno chiamati alle urne per il referendum indetto dal governatore Luca Zaia. A Mira è partita ufficialmente la campagna per il sì all'autonomia, con la nascita dei primi due comitati, uno della Lega Nord e uno di giuristi, animato dai costituzionalisti dell'Università di Padova, Luca Antonini e Mario Bertolissi. Non è il referendum della politica, ma il referendum dei veneti, dei nuovi veneti, di tutti quei cittadini che hanno deciso di vivere in Veneto. Quindi alibi per nessuno, il 22 o vai a votare oppure vuol dire che non te ne frega niente del Veneto. Questo è un voto veramente per dimostrare che siamo un popolo, e il popolo non è solo quello della Lega. Mi auguro che anche gli altri segretari di partito facciano la stessa cosa per coinvolgere tutti, perché questo è il bene di tutti i veneti, non di una parte dei veneti. Per questo, spiega Zaia, mi auguro nascano molti altri comitati per il sì, ma anche per il no, per l'astensione. È giusto che tutti in questa campagna del Veneto espongano la propria convinzione. Io andrò a votare sì, ma se uno vuole andare a votare no o astenersi, comunque ci vada. Perché è giusto che il giorno dopo a Roma ci sia una conta, e la prima conta che dobbiamo fare è quella di dimostrare la civiltà di questo popolo veneto. Noi andiamo a votare, lo abbiamo dimostrato anche il 4 dicembre. Siamo stati la regione con maggior affluenza alle urne e dobbiamo dimostrarlo anche in questa occasione. La regione inizierà la propria campagna dal 1 settembre con un'esposizione in prima persona del governatore, che nelle scorse ore ha inviato una lettera al ministro dell'Interno Marco Minniti, sollecitandolo a garantire tutti gli adempimenti indispensabili, in assenza dei quali la consultazione potrebbe non svolgersi o essere invalidata. Alcune attività, spiega la missiva, rientrano nell'esclusiva sfera di competenza statale. Dopo diverse richieste formali rimaste senza riscontro, il Presidente della Regione invita dunque il Ministro a dare attuazione alle disposizioni di legge.